Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati. In collaborazione con Confcommercio Veneto abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio il presidente regionale Confcommercio Patrizio Bertin, grazie di essere qui con noi, accompagnato da Manuel Faè, esperto di marketing. Buongiorno a tutti. E allora l'occasione ci voleva, è ghiotta, adesso vi racconteremo anche bene. Io ho in mano il libro Next Crozio, che è un'opera realizzata a due mani sostanzialmente, e dopo vi racconteranno anzi bene di che cosa si tratta, che è un libro molto interessante, cioè non è tanto per parlare come tanti dicono si parla di un solito libro, no, è un manuale di istruzioni che aiuta a capire l'evoluzione della forma di negozio fisica, quella che usualmente tutti tradizionalmente siamo abituati, in forme più evolute, per capire anche come la vendita online e tutte queste altre forme che avvengono anche attraverso Amazon si sono radicate nelle nostre abitudini, ma come possono convivere su binari paralleli o quali difficoltà ci possono essere. Ebbene sì, proprio con Patrizio Bertin, che continuamente sostiene i negozi fisici, giustamente, questa è la copertina del negozio, appunto lo vediamo con la prefazione di Michele Boldrini e la postfazione di Carlo Sangalli, quindi presidente di Confcommercio nazionale. Ma prima di entrare nel merito di quest'opera, perché è effettivamente molto piacevole anche da leggere, da sfogliare, da delle istruzioni per l'uso interessanti per tutti sull'evoluzione anche del nostro modo di essere. Voglio un po' fare il punto sulla situazione rapidamente, prendendo lei Patrizio Bertin non come scrittore ma come presidente di Confcommercio, perché ci sono proprio delle notizie di questi giorni. La prima, la possiamo dire, finalmente in regione si è decisa la data dei fatidici saldi, quindi l'anno scorso erano stati portati tanto in là. Si pensava quest'anno metà luglio, c'erano vociferare il 17 luglio, adesso invece è chiaro il 3 luglio se non erro, giusto? Sì, è stato deciso di comune accordo la data per i saldi. È stata un po' diciamo, un'azione un po' sofferta, perché la stagione chiaramente non ha aiutato assolutamente le vendite, perché ha fatto freddo e quindi diciamo, non è ancora partita, però non potevamo assolutamente sottrarci da questa data, anche perché a livello nazionale era stata decisa questa, e quindi a livello veneto, parlando con l'assessore appunto Marcato, abbiamo ottenuto insomma, la condivisione di questa data, e questo speriamo che aiuti tanti piccoli negozi, anche se, ripeto, capisco che vendere in saldo non è la stessa cosa che vendere al prezzo normale, quindi comunque dobbiamo crederci e dobbiamo puntare anche su questo. È che appunto alcuni dicono ho comprato la roba in saldo la scorsa stagione, non l'ho neanche usata, perché praticamente abbiamo avuto un tempo limitatissimo di socialità, di vacanza, di possibilità, una stagione che è terminata prestissimo e un'estate che praticamente ti trovi con la roba appena comprata dell'anno scorso che manco puoi metterla perché fa ancora freddo, quindi bisogna... Questo è il bello della moda, quindi sempre innovare, sempre avere cose nuove, questo è una gratificazione che specialmente la donna non si può sottrarre, e anche noi siamo convinti, soprattutto anche perché i bambini crescono, quindi sì, da un anno all'altro le cose sfuggono, e quindi io penso e sono fiducioso che la gente non farà questo tipo di ragionamento, ma entrerà nei negozi fisici a comprare, e a comprare per aiutare anche, soprattutto perché siamo ancora in emergenza, adesso sì, l'emergenza è quella economica, bisogna aiutare i piccoli negozi. Allora, l'altro aspetto che può essere positivo, adesso vogliamo parlare anche in positivo, è il fatto che comunque si sta aprendo la stagione turistica, e poi questo è il primo giorno ufficialmente in cui si può tornare a pensare di cenare e mangiare all'interno dei locali, visto appunto le temperature che non conciliano star tanto all'aperto, e quindi diventa una possibilità di incremento rilevante per le attività, no? Ma soprattutto di libertà di azione, ognuno deve fare il proprio lavoro come lo sa fare, quindi questi erano tutti palliativi per cercare di rimanere a galla. Adesso finalmente si può fare bene la propria professionalità e il proprio lavoro, questo io penso che sia un grande
un grande momento aspettato con molta sofferenza dai nostri ristoranti, dai nostri bar, e quindi penso che anche questo sia diciamo, la base per la ripartenza. Dobbiamo ripartire, crescere nella professionalità, crescere nel servizio e soprattutto crescere anche come impresa. Questo dà una svolta, la pandemia ci ha messo a dura prova e questo deve essere il momento del rilancio. E il primo ponte, perché di fatto è un ponte particolare, però si può anche vedere come tale, in cui ci sono delle libertà, quindi ci si può muovere e si possono vedere dei numeri turistici. Beh, ascoltando i risultati appunto che ormai la pandemia, io dico che con questi numeri è quasi sconfitta, dico quasi perché ancora ci sono dei numeri insomma importanti, però io penso che adesso si possa assaporare la libertà di movimento, la gente ha voglia di muoversi, ma soprattutto di ritornare a viaggiare. Noi abbiamo bisogno del turismo, noi abbiamo bisogno di gente che viene nel nostro meraviglioso paese per vedere tutte le sue bellezze, e questo noi dobbiamo adesso cominciare a fare marketing in maniera intelligente, promozionarci in maniera intelligente. È una cosa che assolutamente noi come associazione stiamo marcando in maniera forte. Non si può più vivere di rendita, adesso bisogna mettere in atto tutte le nostre forze per far conoscere a più persone possibili la bellezza e le eccellenze che ci sono nel nostro territorio. Assolutamente, ecco, e questo quando parliamo poi di marketing, di modalità anche diverse, consuete, cioè non dare per scontato, sono là, per cui devo avere le persone, non è più scontato. E da una discussione tra voi due, dicevate prima fuori onda, nasce l'idea di un libro. Sì, con Manuel ci conosciamo da parecchi anni e eravamo su due posizioni nettamente contrastanti, perché io vedevo l'online come il primo pericolo per i nostri negozi fisici, e quindi dicevo, se prende piede come sta prendendo piede, noi siamo costretti a sparire, anche perché c'è una disparità fiscale importante. Sì. Su quella posizione io rimango fermo, perché ritengo che questi grandi gruppi, questi mostri, devono comunque pagare le tasse nel nostro territorio, anche perché così si creerebbe quella competitività che non danneggerebbe il piccolo, ma bensì porterebbe a appunto una parità anche di costi e di prezzi che il piccolo negozio in questo momento non ha, perché i grandi gruppi, non essendo tassati in maniera come i piccoli, c'è questa disparità. E quindi forte sostenitore da sempre, insomma, giustamente anche dei negozi, degli operatori, contro invece Manuel Faè, che sosteneva l'online, il marketing e tutto quello che concerne il mondo web, no? Sì, diciamo che a livello di aneddotica è un po' così, è l'argomento un po' più, il tema un po' più articolato. Andiamo nell'articolato, spieghiamolo. La prima cosa che mi piace sottolineare è che nella discussione che avremo, appunto, parliamo di dicembre 2018, quindi ben prima della pandemia, perché quella è il semino del libro è di pochi giorni prima di Natale. La discussione fu appunto sul fatto innanzitutto di ridurre il tema della digitalizzazione all'e-commerce, cioè l'e-commerce è un di cui della digitalizzazione, che in realtà è qualcosa che è molto più ampio, che intacca tutto ciò appunto che è il mondo online. Quindi l'e-commerce è un di cui del mondo online, ma d'online dobbiamo parlare di tutto ciò che è la promozione, di quelli che sono i siti web, di quelli che sono i presidi social, eccetera, ma di tutto ciò che sono i sistemi di pagamento, anche lì c'entra la digitalizzazione, di tutto ciò che sono i sistemi di logistica. Oggi senza sistemi gestionali anche la logistica è pressoché impossibile, come dire, gestirla. Quindi è chiaro che il titolo che noi abbiamo dato al libro, quindi Next Gozio, il futuro del commercio al dettaglio nell'era digitale, già di per sé, come dire, dovrebbe lasciare intendere che non significa che l'era digitale uguale fine dei negozi al dettaglio. Tutt'altro, uno dei messaggi che noi cerchiamo di passare attraverso il libro, provando a sostenerlo con fatti, con dati, con storie anche, è che la digitalizzazione e quindi le azioni necessarie per digitalizzarsi, se ben sfruttate, sono in realtà un'opportunità per quello che è il commercio al dettaglio, non un ostacolo alla vita, alla crescita delle attività sul territorio. Poi magari possiamo anche entrare nel merito dei vari aspetti.
No, infatti adesso volevo agganciarmi con Patrizio Bertini. Quindi voi vi siete su due binari inizialmente distinti e paralleli, vi siete confrontati. Come è nata la collaborazione, la sinergia? Perché a volte uno continua con la sua idea a sostenerla, l'altro nella propria, nei fatti si vede quel che sta succedendo. Cosa è successo? Beh, è successo che diciamo, siamo maturati. Siamo maturati Cresciuti. tutti e due, nel senso che questo libro è diciamo, un'analisi di una situazione, quindi noi vogliamo aiutare più negozi, piccoli negozi, ad avvicinarsi a questo mondo, a capire i sistemi e i metodi nuovi che la gente ormai si è abituata a comprare anche dal divano di casa, e quindi questo non può essere una cosa che ci sottrae clienti, ma bensì un'opportunità che anche noi dobbiamo cogliere e portarla avanti. Ecco, l'intento è stato quello di aiutare più attività possibili a non rimanere fuori dalla sfida del XXI secolo. E a sdrammatizzare il tutto. Allora, vediamo un po' come si attua questo, quindi come di fatto può avvenire, che non è una cosa astrofisica assolutamente, ma basta analizzare quelli che sono i nostri istintivi comportamenti e poi portarli nella realtà di tutti i nostri giorni. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.